Sono spostata fuori in prassa, anzi in sorto, perché guardate che splendore. Questi sono i fiori di mia mamma, ma le calle erano anche un fiore di mia zia Barbara, che lei amava tantissimo. Me le ricordo benissimo, le chiamavamo le trombe e stavano proprio vicino alla scaletta che conduceva alla stanzina dove dormiva mio nonno, diventata adesso uno dei soggiorni di mio zio. E sono sbucciate le rose, guardate che belle. Ce ne sono di tutti i colori. Questo è il giardino di mia mamma e questa rosa lilla è una delle mie preferite perché era la rosa di zia Barbara. Quando io ero piccola c'era nel suo giardino e quindi l'ho sempre chiamata così. E sono felice che quest'anno si usi tanto questo lilla glicine come quello che indosso, sia la maglia con i cuori lilla chiari e lilla scuri, sia la giacchina lilla, sempre lilla, perché mi ricorda questa rosa. Sono felicissima che sia sbocciata. È bellissimo questo giardino oggi, nonostante sia bagnatissimo perché ha piovuto. Benedizione del cielo, ne avevamo proprio bisogno. Guardate che bella la salvia e la mentuccia. C'è un profumo di menta incredibile perché quando piove la, la pianta emana una fragranza eh, inebriante. E poi ne vogliamo parlare del fiore d'arancio? Non ho parole per descriverlo. Tantissimi limoni che tra qualche giorno diventeranno un buon limoncello. E invece, quando sbocciano le rose gialle o dovunque le trovo, penso sempre a Paolo Podda. Lui amava tantissimo le rose gialle, erano le sue preferite. Mi fa sempre piacere ricordarlo, anche se in realtà io l'ho solo conosciuto di vista, perché Sterzili c'è stato veramente per un brevissimo periodo. Vi faccio ammirare questa rosa bellissima rosa. E adesso vi propongo di trasferirvi con me nella mia cucina, perché devo preparare un buon condimento, un buon condimento per la pasta di domani. Lo lascerò tutta la notte a insaporirsi e domani ci condirò le trofie. Siete curiosi? Allora, aio! Bene che ti conto. La mia seconda ricettina di oggi. Ho acquistato dei cardoncelli e degli champignon, questa qualità che non conoscevo sino ad oggi. Ero al mercato, ero fuori paese, quindi quando mi capita di trovare i mercati ne approfitto sempre per acquistare prodotti che qui non trovo. Quindi procederò a pulire gli champignon perché sono sporchissimi e poi li cucinerò con dell'aglio, olio, aglio, sale e alla fine aggiungerò un pochino di prezzemolo, ma quando saranno praticamente quasi cotti. Ecco, li ho tagliati a quadretti in maniera molto irregolare, filo d'olio e adesso faccio rosolare. Aggiungo anche l'aglio. Per essere più gustosi ci aggiungo un po' di funghi porcini essiccati. Mi sono trasferita a casa di babbo, i funghetti sono pronti da ieri sera. Adesso aggiungo la panna e una spolverata di prezzemolo tritato fino fino. In più, piccolo segreto, ho aggiunto 200 ml di panna per cucina, sarda, naturalmente comprate sempre prodotti sardi quando è possibile. Piccolo segreto è una spolverata di noce moscata. Ecco, pizzichino, una spolverata piccina. Posso anche tranquillamente spegnere perché la panna si cucina in un attimo, poi dovrò far saltare le trofie. Trito il mio prezzemolino privato di gambi. Il prezzemolino è pronto. Per dare più gusto alla panna metto una puntina, ma piccola di sale, perché i funghi sono già salati, sono salati ieri notte in cottura.
Ecco qua, così il prezzemolo darà il massimo della sua fragranza senza stracuocere. E tra poco ci verserò le trofie. Questo è il risultato dei miei funghetti con la panna, ma dopo un giorno, perché ieri all'ultimo momento abbiamo avuto qualche commensale in meno e siccome c'erano troppi antipasti abbiamo preferito non preparare la pasta. Sicuramente il tutto adesso è ancora molto più saporito, il prezzemolo l'ho aggiunto all'ultimo momento ma è rimasto ancora perfettamente verde, l'ho solo riscaldato il composto e adesso ci salterò la pasta aggiungendo 2-3 cucchiai di acqua di cottura, se serve anche un mestolo. Per iniziare verso un mestolino piccolo di acqua bollente della cottura della pasta e mescolo. È sufficiente così. È diventato cremosissimo, basta. Adesso ci verso la pasta. Spolverate col formaggio quello che preferite, io di solito uso solo parmigiano o grana. Questo è il piatto finito, fumante e gustoso. Buon appetito a tutti! Ciao, a presto! Grazie per aver guardato il video.